amici, qui Mario Di Donato dal diario di un viaggiatore eterico, un viaggio nel mondo delle forze eteriche, delle energie sottili e delle pratiche che ne parlano. Oggi è con gratitudine che vi riporto una testimonianza, grazie a Sonia, che mi ha dato il permesso di leggerla. Sonia pratica ricalibrazione da parecchi anni, ok? Qui mi dice, io da parecchio faccio la ricalibrazione planetaria degli aspetti del celeste, del tellurico e della porta di Giano al centro del corpo, e ho incrementato facendo la pratica dei toroidi, che vanno molto oltre quella degli assi. E mi scrive, guarda, a inizio gennaio ho cominciato a partecipare a dei weekend di meditazione e pratica e teoria di Vedanta, insieme al marito. Durante una meditazione di gruppo, il conduttore ci ha guidati nella pulizia della nostra aura. Sto leggendo. Verso la fine della sessione ci ha invitati a scendere nella profondità della nostra aura nella Terra. E qui mi dice, per me è stata un'esperienza bellissima, dolcissima, in cui sono stata accompagnata da mio padre, cioè ha visto l'immagine di suo padre che l'accompagnava. Ma poi, a meditazione conclusa, ho scoperto che la maggior parte dei partecipanti ha vissuto in modo difficile e pesante la fase della discesa a terra. E aggiungo che durante la pulizia dell'aura io non sentivo i nodi che il conduttore ci invitava a sciogliere. Io li trovavo già sciolti. Grazie per il lavoro che fai, Manlio. Con gratitudine, Sonia. Questo per me è un bellissimo risultato, perché questa è una persona che ha lavorato con la ricalibrazione planetaria. Vedete, tante tecniche in realtà vedono le stesse cose, ma ne parlano in modi diversi e usano tecniche diverse. Lei aveva già sciolto quei nodi dalla sua pratica e se ne è resa conto, perché me l'ha anche spiegato a voce, infatti poi le ho detto, per favore lasciami la testimonianza scritta che così le posso parlare. E quello che l'ha stupita, l'ha proprio wow, è che si è resa conto che lei era un tempo quella che faceva più fatica di tutti, a detta sua. Per me non tanto, ma va bene. Per me queste le capacità le aveva da sempre, ma... E vedere che un gruppo di persone riporta fatica e difficoltà nella discesa nella Terra, da operatrice di ricalibrazione, lei si è resa conto, ma loro stanno usando il tellurico, l'asse tellurico che ti connette alle forze di Madre Terra, che di solito è molto inquinato, ma se tu te lo lavori, te lo ripulisci, il canale è fluido, è libero, è aperto, e poi fai questo tipo di esperienze, hoppa, pa, 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 piece of cake, diventa una cosa leggera. Se non hai fatto questo diventa, è difficile, E questo per me è il punto importante. La ricalibrazione non è mai stata una tecnica esclusiva, ma integrativa. E ho sempre detto, ragazzi, quello che imparate, sì, è una bomba, ma usatelo a beneficio di qualunque altra tecnica che va a potenziare. Tutto qui. Grazie ragazzi e alla prossima.